Essere competitor contro le multinazionali e innovarsi. Questa è l'idea del birrificio Antoniana che ha lanciato la nuova birra Veneta chilometri zero. Allora sì, l'idea di lanciare la birra Veneta chilometri zero è, come abbiamo detto più volte, di valorizzare la materia prima del Veneto. Però francamente non ci risentiamo competitor delle grandi aziende birraie. Noi brassiamo un prodotto diverso, brassiamo un prodotto della terra veneta e ci interessa valorizzare la terra veneta e i suoi prodotti, non solo la birra. La birra ha una cultura e una storia come quella del vino, solo che il nostro paese, l'Italia, è un paese che ha una storia molto più antica con il vino e ha sviluppato dei vini eccellenti, meravigliosi. Recentemente, nell'ultima decina d'anni, è uscita di nuovo la cultura della birra soprattutto nel nord-est dell'epoca austro-ungarica, e si stanno riscoprendo tutti i vari modi diversi di fare la birra e aromi diversi di fare la birra. Però la birra è nella cultura del nord-est certamente, ma anche di tutta l'Italia. Sì, veramente la mia è una malattia, non è una passione, perché quando ero ragazzo e passavo vicino alla fabbrica di birra che all'epoca era funzionante a Padova, e sentire il profumo del malto in cottura della cotta di birra per me era inebriante. Se ero in moto toglievo il casco, se ero in auto aprivo i finestrini della macchina, era proprio una passione, una malattia, dai, via. Ma fare la birra tutto sommato è abbastanza semplice, ci sono molti appassionati di prodursi la birra che la fanno anche in casa eccetera, però in pratica è creare passatemi il termine, un minestrone di cereali, la ricetta base. Questo mix poi viene filtrato, se ne esce solo la parte liquida si chiama mosto, il mosto viene fatto fermentare con i lieviti, attraverso la fermentazione si sviluppa alcol e anidride carbonica e poi si lascia maturare per un bel po'. Profumi e agroalimentazione, qui si è visto anche che si può cucinare anche con la birra. Ma questo è un mondo che si apre, perché in realtà la birra è cucinare. Dietro a questo modo di trattare le materie prime può esserci una cucina ampissima, ci possono essere le birre. Diciamo che la nostra terra non ha bisogno di imparare niente, ha solo bisogno di riscoprire e di valorizzare.